Elettori ed elettrici dell'intera città metropolitana di Venezia sono chiamati alle urne dalle 7 alle 23 di domenica per i 5 referendum legati alla giustizia. Inoltre, 132.375 elettori della città metropolitana di Venezia potranno votare anche per eleggere il sindaco e rinnovare il proprio consiglio comunale. I comuni interessati dal voto amministrativo sono 9: Campagnalupia, Jesolo, Marcon, Mira, Mirano, Santa Maria di Sala, Noventa, Pramaggiore e Salzano, per un totale di 26 candidati sindaco e 55 liste elettorali. Gli elettori potranno esprimere le proprie preferenze presentandosi alla sezione del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori muniti di un documento d'identità e di tessera elettorale. Chi non avesse la tessera elettorale o abbia esaurito gli spazi a disposizione potrà richiederne una all'ufficio elettorale del comune. Nei comuni in cui la popolazione supera i 15.000 abitanti potrebbe essere richiesto un secondo turno di votazione nel caso nessuno dei candidati sindaco raggiungesse il 50% più uno delle preferenze. In questo caso, domenica 26 giugno andranno al ballottaggio i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. I comuni con più di 15.000 abitanti al voto nel veneziano sono Jesolo, Mira, Mirano, Marcone e Santa Maria di Sala. Nel caso del comune di Pramaggiore, dove c'è un unico candidato sindaco, l'elezione avviene se vota almeno il 40% degli aventi diritto, esprimendo almeno la metà di voti validi.